Benvenuti a Stranto. Dopo diverse difficoltà ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. A lungo abbiamo pensato di non poterci riuscire a chiudere questo progetto che portiamo avanti ormai da 3 anni, e invece con diversi sacrifici, con molto impegno e con tanto ottimismo ce l'abbiamo fatta. Siamo qua, siamo felici di essere qua. Strandus, Festival internazionale della letteratura autobiografica, progettato e promosso dall'amministrazione comunale di Serramanna, in collaborazione con l'Associazione Internazionale Stra della Terratura, la Biblioteca Gramsciana di Ales e da tante altre realtà associazionistiche serramanesi, tra cui mi piace citare quella che oggi ha organizzato una bellissima mostra che vi invito a vedere se non l'avete già fatto nella pausa che ci sarà tra questa presentazione e la successiva, perché è un festival della letteratura autobiografica a Serramanna, per due ordini di motivi. Il primo, vogliamo rendere onore a un grande nostro concittadino, Vico Mossa, che scrisse un bellissimo romanzo autobiografico ambientato qua nel nostro paese. Lo definisco sempre uno straordinario spaccato della storia della nostra comunità tra le due guerre. I capitoli di Vico Mossa è una parte importante della nostra identità culturale, è una parte importante del nostro orgoglio in quanto comunità. Partendo da questa base abbiamo pensato che così come i capitoli di Vico Mossa è importante per noi serramanesi in quanto opera autobiografica, allo stesso modo anche per altre comunità, per altre regioni, per altre realtà diversa dalla nostra è ugualmente importante la sfera dell'autobiografia. Per questo abbiamo pensato, questo festival sull'autobiografia proprio per confrontarci con tutta una serie di realtà diverse dalla nostra, ma che potrebbero contribuire a conoscere, potrebbero aiutarci a conoscere meglio sia noi stessi che ovviamente quelli che poi vengono da noi a dare la loro testimonianza. Oggi iniziamo con 3 ospiti graditissimi, 2 delle quali sicuramente conoscete, Fabiola Onnis, la nostra mitica bibliotecaria, con noi da diversi anni, quotidianamente dà il suo contributo per la crescita culturale del nostro paese con risultati straordinari. Io mi vanto sempre della biblioteca e lo farò anche oggi perché siamo riusciti in pochi anni con ovviamente lo straordinario apporto di Fabiola a ottenere risultati eccezionali, grandissimi numeri, una grandissima affluenza in biblioteca, tanti libri che escono in prestito quotidianamente. Quindi grazie Fabiola, sia perché hai scelto noi qualche anno fa quando sei entrata a lavorare in biblioteca, sia perché sei qua oggi a regalarci la tua presenza. L'altra persona che vedete alla destra di Fabiola è Alessandra Moci, archivista. Forse lei la conoscete un po' meno perché non lavora ogni giorno a Serramanna, però sappiate che se avete mai sentito nominare l'archivio di architettura Vico Mossa, lei è la persona che l'ha riordinato e quindi reso fruibile, ci ha aiutati a promuoverlo, sino a quando non siamo riusciti a ottenere quello straordinario risultato di essere invitati al Politecnico di Milano a fare una mostra che parlasse di Vico Mossa, ma anche di Serramanna e della Sardegna. Quindi un momento di grande visibilità per il nostro paese, un momento di grande orgoglio per tutti noi, perché un nostro concittadino è arrivato, diciamo, a fare una mostra nella 3ª università d'architettura più importante d'Europa, quindi è stato un grandissimo onore per noi. Quindi anche ad Alessandra un ringraziamento per impegnarsi costantemente per il bene del nostro archivio Mossa, ma anche per il bene di tutta la nostra comunità.
Il terzo, che vedete qua, si chiama Daniele Mocci, è un bravissimo scrittore che ha scelto anche lui di essere qua con noi oggi. Chiaramente non vi dirò niente su di lui perché questo è il compito delle nostre Alessandra e Fabiola. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Grazie per essere venuti qua a stare con noi. Grazie mille. Grazie Guido. Si sente? Sì. Grazie a tutti per essere qui. Io ringrazio l'amministrazione comunale perché crede davvero tanto nella biblioteca e sono qui oggi ancora una volta a fare promozione del libro e della lettura attraverso la presentazione di questo bravo ragazzo, Daniele Mocci. Questo ragazzo è nato l'ultimo giorno di primavera, è nato il 20 giugno del 1970. Questo dato che vi sto comunicando non è una cosa sono così. Un ragazzo. Sei un ragazzo. Non è una cosa che vi dico così a caso. Questo libro si presenta all'interno di un festival di autobiografia, ma come potete vedere dalla copertina non è proprio un libro autobiografico. Sembra, direi, un libro per bambini. Sembra. Ma Daniele in una precedente intervista ha detto che per lui è strano che un libro che parla di bambini, un libro sull'infanzia, sia un libro per bambini. È in realtà anche un libro per adulti. Adesso cercheremo di scoprire perché è anche un libro per adulti. Diciamo che è un libro ibrido, perché ha questi due livelli di lettura. Ha una grande storia avventurosa di questo bambino, una storia anche fantastica con elementi magici, una storia che si basa su un particolare molto molto importante e secondo me è una storia ricca di curiosità che può intrigare molti ragazzi. È una storia di relazioni familiari, è una storia che si basa su un desiderio profondo di questo bambino e si basa anche su alcune vicissitudini di questo bambino di 10 anni. Ma poi, leggendo tutto il libro, ne esce fuori un bambino molto ben delineato da un punto di vista psicologico. Io mi sono chiesta perché scrivere tutte queste cose sulla psicologia di un bambino, e poi parlandone con Daniele in una precedente presentazione è scaturito il perché. Adesso ce lo dirà Daniele però. Daniele è uno scrittore di romanzi ed è uno sceneggiatore di fumetti, fa parte dell'associazione Chine Vaganti, ne è fondatore. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di questa associazione culturale che si preoccupa di diffondere il fumetto attraverso la pubblicazione, le presentazioni, la promozione della cultura del fumetto. Infatti lavora anche per una scuola a Cagliari che è una scuola di fumetto, dico bene, sì. Ha pubblicato per editori, scusate, regionali e per editori nazionali. Adesso Daniele, da te vorrei sapere qualcosa sulla trama. Manteniamoci però sulla trama per ragazzi, perché il libro fa parte di una collana, Il Trenino Verde, che è dedicata ai ragazzi. Raccontaci qualcosa della storia di questo ragazzo, questo bambino di 10 anni. Iniziamo a svelare qualcosa, così se fa spoiler li fa l'autore. No, io voglio salutare tutti voi, grazie per essere venuti qui, grazie a Guido per l'aver organizzato insieme al Comune di Serramanna tutte le associazioni coinvolte, tutte anche le singole persone, grazie Fabiola, grazie Ale. Grazie a Serramanna. Con Serramanna abbiamo un rapporto più che trentennale. Io ho indegnamente anche vestito la maglia della Gialetto in un bellissimo campionato di Under 18 regionale con mister Luciano Concas, è una bellissima squadra che vinse quel campionato, e da lì sono nati tantissime relazioni di amicizia che poi negli anni sono diventate anche extracalcistiche, eccetera. Quindi Serramanna, che adesso è a 5 km da casa mia o 6, insomma io abito a Samassi da qualche anno, è una seconda casa per me,
piena di persone care e piena di ricordi passati, presenti e anche futuri, ecco. Il libro è nato 7 anni fa. Io, tra le varie cose che faccio in quel periodo, avevo appena terminato una collaborazione con PM Atlantica che mi ha visto per 3 anni lavorare a una collana di libri per bambini molto, molto famosa che si chiama Geronimo Stilton. Qualcuno di voi la conoscerà senz'altro, sia perché qualcuno avrà letto qualche libro, ma avrà figli o nipoti che hanno letto qualche libro di Geronimo. I libri di Geronimo, scusa se ti interrompo, portano la firma di Geronimo Stilton come autore. Anche io, bibliotecaria, quando li catalogo devo scrivere Geronimo Stilton. Però tutta la collana di Geronimo Stilton, tutte le collane di Geronimo Stilton sono scritte da persone vere, non da topolini. Dietro questi libri ci sono autori come Daniele che ricoprono la figura del ghostwriter. Esatto, sì, infatti è un po' un ghostwriting un po' particolare, perché tu fai il ghost di una persona che non esiste in questo caso, però comunque è così, anche giuridicamente l'Italia permette questo, e quindi loro ne approfittano, perché ovviamente possono fare anche dei numeri diversi con tutta questa manovalanza, chiamiamola sotterranea. Sta di fatto che dopo 3 anni quelli più vecchi come me, che costavano magari un po' di più, sono stati messi da una parte a vantaggio di una serie di nuovi ragazzi che sono stati inseriti come ghostwriters nella collana, e quindi io mi sono ritrovato improvvisamente nell'estate del 2013 avere, proprio all'inizio anzi veramente all'inizio di giugno, quindi un po' prima, tutta l'estate libera, perché io avevo quel lavoro quasi fisso da qualche tempo, più qualche altra cosa. Io avevo l'estate libera e ho detto: quest'estate mi scrivo un libro per me, ho la scrittura per bambini abbastanza calda nelle dita, e faccio un libro per bambini, però una roba mia, senza una commissione di un editore, poi provo a proporlo. E volevo fare una storiella proprio alla Geronimo Stilton, diciamo, molto leggera. Un libro per ragazzi. Sì, proprio per ragazzi, per bambini addirittura, no? L'idea ce l'avevo già da un po', siccome io sono nato il 20 giugno, come ha detto Fabio, penso che non sia l'unico tra noi 3 a essere nato il 20 Siamo in 3 qui, nati il 20 giugno, No, io, Daniele e Lorenzo, il che è il protagonista del libro, sì, esatto. E Ale c'è vicina comunque. E ho detto, siccome tutti no, ma un sacco di amici miei, fin da quando ero piccolo, mi facevano sempre gli auguri il 21, e ogni anno aumentava la percentuale di gente che l'anno prima aveva fatto bene e l'anno dopo cominciava a farmi gli auguri pure il 21. È una specie di epidemia questa roba, no? Quindi andava sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Io ero un po' deluso, già non potevo festeggiare mai il compleanno a scuola con i miei compagni, perché il 20 giugno ormai la scuola era finita, quindi oltre quel danno pure la beffa che mi fanno gli auguri il giorno dopo. Quindi ho detto, mi scrivo una storia fantastica che mi spieghi in modo fantastico perché c'è stata anche la mia prima fidanzata ormai diversi anni fa che sbagliava e mi faceva gli auguri il 21. Insomma, inizio a scrivere questa storia qui, e dopo le prime proprio 2 o 3 pagine, tra l'altro l'ho scritto questo libro in modo un po' anomalo, perché di solito prima di scrivere un romanzo uno scrive un soggetto, cioè una sorta di scaletta, una sorta di trama generale del libro che andrà a scrivere, per poi durante la scrittura non incorrere in qualche bug che non ti fa più continuare o qualche contraddizione, no? Quindi si scrive prima tutti quelli che scrivono solitamente fanno così, anche io solitamente faccio così. Questo libro, ho detto, tanto è una cosettina, me lo faccio proprio in diretta, senza scrivere niente prima. E ho visto che nelle prime 2 o 3 pagine stava già cominciando ad andare molto più sotto di quello che doveva andare. E quindi ho iniziato a tirar fuori roba di ciò che ero io a quell'età, no? A 10 anni, perché io ho sempre vissuto i 10 anni prima di compierli, anche se tanti anni fa mi ricordo ancora, come una specie di roba, no? I 10 anni, la doppia cifra, la cifra tonda, sto crescendo
dicendo, avevo un po' di paura e un po' di fascino, ma questo penso che sia molto comune, penso, non so, qualcuno di voi sicuramente l'avrà vissuta questa cosa, e qualcuno dei nostri bambini di oggi lo vivrà, quando deve fare da passare da 9 a 10 non è come passare da 8 a 9. Si vive, credo, per ogni decade. Quando ne fai 20, quando ne fai 30. E quindi niente, pescando queste cose di quel bambino che ero stato io nel 1980, proprio alla vigilia dei miei 10 anni, la cosa è diventata un po' più seria di quello che pensavo. E da lì ho deciso che la scusa era pescare dal mio passato per avere un personaggio già pronto. Ecco, quindi l'autobiografismo che ci può essere, che c'è, perché è pieno di roba, anche di fatti quasi a livello di cronaca uguali a come sono stati vissuti almeno da me, quindi come sono, non ho dovuto inventarli certi fatti, li ho solo dovuti prendere e ricollocare nei punti giusti. Però è stata un'arma a doppio taglio, nel senso, mi ha facilitato con il personaggio e con tutti gli altri personaggi, con i luoghi che, per quanto non siano stati esplicitati, è San Gavino, tutto il libro, tutte le poche location che fanno parte di questo racconto sono tutte il mio vissuto da bambino a San Gavino, il mio paese. E quindi questa cosa mi facilitava tutto, sapevo come erano fatte le case che mi servivano, sapevo le strade, conoscevo quasi tutti i personaggi, a parte qualcuno che è stato inventato, ma proprio pochi sono stati inventati, però la faccia nascosta di questa medaglia è che afforrogai in quel passato, c'era un po' di roba tosta da tirare fuori. Quindi ci sono delle urgenze nel raccontare questa storia. Diciamo, Daniele si ritrova in un momento in cui può farlo liberamente, non ha commissioni editoriali, quindi si dà alla scrittura di questo romanzo per bambini, un romanzo per bambini. Però, come sta dicendo lui, poi la scrittura porta ad altro, porta a un'introspezione che si evince molto chiaramente dal libro, porta a un'introspezione tale che poi tu lettore ti chiedi, questa non è soltanto l'avventura di un bambino, qui c'è altro, qui sicuramente c'è qualcosa dell'autore. Diciamo che il lettore però non ha questa certezza, perché se non è presente a una presentazione come quella di oggi può soltanto immaginarlo, però si possono immaginare tante cose, si possono immaginare questi episodi che siano accaduti davvero nei rapporti che lui ha con la famiglia, con la sorella, con i genitori, con il nonno. Una figura molto molto importante in questa storia è quella ricoperta da nonno Raffaele. Nonno Raffaele è esistito davvero, nel senso si chiamava sì. O si chiama? Purtroppo lui manca da tanti anni, e nonno Raffaele è la cosa che scusate se mi emoziono, perché è così. Nonno Raffaele, come nonna Giovanna e gli altri due nonni che erano già morti quando Lorenzo doveva compiere 10 anni, hanno tutti e 4 i nomi veri. Sono gli unici personaggi che ho ottenuto con i loro nomi. Ancora un altro elemento autobiografico. Oltre all'elemento autobiografico, poi però leggendo è chiaro il perché è stato inserito questo libro all'interno di un festival il cui tema è la cura. E infatti il tema di quest'anno è appunto la cura, prendersi cura di noi stessi, degli altri, attraverso appunto, secondo me, l'introspezione che c'è stata nella scrittura di questo libro. Daniele si è preso cura di se stesso. Perché? Perché ci sono raccontati alcuni episodi che non so se è il caso di raccontare per non fare troppi spoiler, perché altrimenti vi togliamo il piacere della lettura. Ci sono dei casi che ti fanno pensare forse ha fatto bene a scrivere queste cose, perché si mette di fronte a degli episodi che sono successi alla scuola elementare e che non hanno mai trovato una soluzione. Una soluzione perché sono, diciamo, la vita è andata avanti, sono rimasti degli episodi successi quando si era a scuola tra bambini, ma forse dentro pesano ancora fino all'età adulta. È stato così? Pesava ancora? È stato così, questo lo racconto, non è uno spoiler perché poi non lo racconto completamente. Comunque,
piccolo codazzo di prima, il libro racconta, è una storia che racconta il motivo per cui a Lorenzo gli auguri glieli fanno il 21 e non il 20, quindi lui deve rimettere a posto. Fondamentalmente questo è l'obiettivo di Lorenzo dentro il libro, no? Lui deve rimettere a posto il suo tempo, la sua data di nascita, e quindi tornare pari. Questo è il livello ragazzi. Esatto. La storia per i la bambini. Storia, anche il plot principale che ci porta proprio fino alla fine del libro. La cosa a cui si riferisce Fabiola, presumo che sia quella su un episodio di bullismo, no? Io tra il 2005 e il 2010 ho vissuto e lavorato a Milano. Una notte ho fatto un sogno e mi sono sognato in quinta elementare, proprio quello che trovate qua, anche se non c'è il sogno, però questa cosa è raccontata perché è stato evocato da quella notte lì, da quel sogno lì. Quindi avevo più di 35 anni quando è successo questo sogno. Mentre bullizzavo insieme ad altri miei compagni di classe una ragazza che aveva una bambina di noi, che aveva soltanto la colpa di essere un pochino meno brava degli altri a scuola, di essere un pochino più bassottina e bruttina rispetto agli altri, e quindi vai che è più facile, ecco. Quindi mi sono svegliato male, molto male, e sono rimasto alcuni giorni che non ero precisamente contento di me stesso. È una cosa che è rimasta in sospeso, come hai giustamente detto tu, Fabiola, e che è ancora in sospeso. Io in macchina, da quando il libro è stato pubblicato, l'editore ci dà sempre alcune copie omaggio agli autori. Una l'ho ottenuta per questa ragazza, che sono anni che non vedo più, che mi sono un po' informato dov'è, cosa fa, cosa non fa, e ce l'ho ancora in macchina, perché io purtroppo a San Carino ci passo molto poco. Entro questa fine anno dovrei riuscire a fare più o meno quello che ha fatto Lorenzo nel libro, che non vi dico, se lo volete sapere. Il libro è lì. Una cifra tonda. Salve a tutti, sono Alessandra. Allora, permettetemi solo 2 parole, volevo ringraziare l'organizzazione e l'amministrazione comunale. Detto questo, sono qui in una veste un po' particolare, non solo perché è amica di Serramanna, tra virgolette, ma anche perché è molto amica di Daniele. Diciamo che abbiamo 50 anni entrambi e ci conosciamo da oltre 2/3 delle nostre vite, più di 37 anni. E so da dove viene la passione per la scrittura, o perlomeno l'ho conosciuta il primo giorno del liceo. Questo per dire una cosa che non ha niente a che vedere col libro, ma è importante chi si incontra nel proprio percorso, e per tutti quei ragazzi che adesso stanno riprendendo la scuola con tutte le fatiche di tutta la fatica di questo momento, della situazione che stiamo vivendo. Auguro a molti di loro di incontrare delle amicizie che poi ti accompagnano per tutta la vita, come quella che contraddistingue il rapporto tra me e Daniele. Quindi conosco la sua passione e ne ho anche un sacco di documenti, lo dico da archivista. Le mie agende dove lui si divertiva durante i 5 anni di liceo a scrivere le sue storie sono un documento, sono originali e unici, quindi delle serie... è dura perché lei mi ricatta con quelle cose. Sì, prima o poi le vendo, quando sarai famoso divento ricca. E quindi ecco, è un percorso che viviamo insieme da tanti anni, la sua passione per la scrittura. Lui mi ha portato dentro il suo mondo, il mondo dei fumetti, io ci provo a portarlo dentro quello degli archivi con qualche difficoltà, un linguaggio un po' ostico quello degli archivi, però in alcune occasioni sono riuscita comunque ad affascinarlo, quindi non è solo lui che affascina con le sue storie. Ecco, una domanda volevo fare a Daniele, perché lui si è sempre divertito proprio a usare le parole, a giocare con le parole e a usarle proprio per raccontare e per scrivere.
non scrive solo romanzi, non scrive solo fumetti, sceneggiature, ma scrive anche per il teatro, che è una cosa che a lui è molto cara, ma scrive anche per il mondo della pubblicità e della comunicazione, quindi è uno scrivere a 360 gradi, è proprio una passione per l'uso della parola e per la comunicazione attraverso la parola. Quindi mi piacerebbe che Daniele ci parlassi un attimo di questo. So che è una domanda difficile, ma te la faccio apposta. Sì, grazie Ale, confermo l'affetto e l'amicizia che ci lega da, non mi ricordo più quanti anni, più di 30. Non contarli, se no diciamo ancora una volta quanto siamo vecchi. E ti ringrazio, come ringrazio Fabiola per essere qui a fianco. Arriva da quasi subito. Io appena imparato a scrivere, ho capito che mi piaceva scrivere. In particolare c'è un aneddoto che posso raccontare. In seconda elementare, la maestra, che è stata una delle responsabili di tutto questo, ci aveva dato una pagina di una storia a fumetti di una sola pagina, no? Tipo quelle che ci sono su Topolino, le autoconclusive, le cosiddette tavole autoconclusive. Però a questa pagina erano stati cancellati i testi dei balloon, dei dialoghi, no? E quindi c'erano i personaggi nelle 6 vignette e parlavano con un balloon bianco, con una nuvoletta bianca. Quindi noi dovevamo osservare attentamente le immagini, capire che cosa si raccontava nella storia e mettere i corrispondenti dialoghi nelle nuvole bianche, cercando di dare una logica a tutto quello che i personaggi si dicevano, in modo tale che si arrivasse alla fine con un qualcosa di concreto, con una storia completa. Da lì io non ho mai più smesso. Ecco, quindi sono passati, era il 1977, da lì, anzi dal pomeriggio di quella lezione lì, io sono andato a casa, ho creato il mio primo personaggio fumetti che si chiama, senza vergogna lo dico, spudoratamente alcuni lo sanno, che ho visto che c'è qualcuno che mi conosce, si chiama La formica spaziale, che era proprio platealmente ispirato al disco, non so se vi ricordate il disco da cui Goldrake usciva dalla base, no? Che era un disco tondo. A me piaceva un sacco, molto più del robot in piedi, no? Mi piaceva sto disco tondo, quindi La formica spaziale era un disco tondo che andava a spaccare la faccia ai cattivoni. Vorrei dire che nel tuo libro la parola fumetto ricorre più o meno 15 volte. L'archivista. Le ho contate, da brava archivista, pignole, puntuale, le ho contate, quindi a trasmettere ancora una volta quella che è, diciamo così, la passione originaria, quella da cui scaturisce un po' la passione. C'è Lorenzo che fa i suoi fumetti nella camera da letto, come faceva Daniele, diciamo la stessa camera da letto. Siccome nelle preassemblee, nelle assemblee. C'è un altro argomento che mi piacerebbe affrontare con te, che so che è un argomento che ti è molto caro, so anche che ti sei commosso un attimo fa, ma ieri abbiamo affrontato un argomento, abbiamo preso questo argomento in una nostra chiacchierata, la figura del nonno, dei nonni. Tu in particolare hai conosciuto appunto nonno Raffaele, che descrivi in maniera poetica, ci sono dei passaggi bellissimi, cioè del marinaio che naviga nel fiume che è il suo cortile, quindi lo descrivi proprio. Rema con la scopa. Sì, è rema con la scopa, piuttosto che è il vecchio capo indiano, insomma, una figura di nonno straordinaria. E ieri parlavamo proprio di questo, dell'importanza dal punto di vista sociale della figura dei nonni. È un argomento che a te è molto caro, anche perché per questo legame fortissimo che hai avuto con tuo nonno. Sì, assolutamente. Io ancora oggi ho una venerazione degli anziani, spero solo che mi sparino se quando sarò vecchio comincio a venerare me stesso. Però a parte le fesserie, in moltissime storie che ho scritto, qualcuna l'ho scritta tra fumetti, racconti, qualche romanzo, i libri di Geronimo, cioè sempre, quasi sempre, diciamo in una percentuale che può andare dall'80 al 90% messo delle figure di anziani, quasi sempre.
ho proprio una venerazione per gli anziani, l'ho sempre avuta e presumo che fino a che mi rimane la ragione continuerò ad averla. In particolare nonno era per me una specie di essere mitologico, una cosa fuori dalla normalità, perché poi io nonno lo vedevo come uno che sapeva, e nel libro l'ho scritto anche abbastanza esplicitamente, che sapeva che i bambini non sono sotto uomini, come spesso capita agli adulti di trattarli, i bambini, che spesso capita anche a noi, no? Di trattare i bambini. Noi spesso ci atteggiamo ai bambini, ci rapportiamo ai bambini come esseri superiori verso esseri inferiori. Ecco, il nonno era quello che il bambino lo trattava da bambino, non da sotto essere umano, da essere umano inferiore. Benissimo. C'è un'altra cosa, ecco, che sono più di una, però cominciamo da questa. Ne abbiamo detto, il tuo romanzo sta benissimo dentro questo festival, no? Dentro Strangius, per più motivi. Abbiamo detto che sta dentro il tema della biografia, sta dentro il racconto quindi di te stesso, dentro il tema del festival, che è quello della cura, dentro il tema della serata Corri ragazzo corri. Anche Lorenzo corre nel tuo romanzo e corre anche verso la cura. Lorenzo corre verso la cura perché un pochino la cura è quello che è l'obiettivo finale, no? Mettere a posto il suo tempo vuol dire curarsi, perché ognuno di noi, se è sincronizzato con la sua vita, quindi con il suo tempo, con la sua storia, è curato. C'è poco da fare. Stiamo bene quando siamo in equilibrio. Lo scopo di Lorenzo è proprio quello di ritrovarlo, questo equilibrio che non ha, e lui non ce l'ha questo equilibrio, diciamo a livello di epidermico, perché gli fanno gli auguri il 21 anziché il 20, a livello più profondo perché nella sua crescita, quando uno cresce molto spesso si sbilanciano alcune robe, no? È un po' come il pino che quando cresce inizia a sollevare l'asfalto, perché quindi sbilancia, crea squilibri. Sì, ha degli impulsi, Lorenzo, il protagonista del libro, che lo proiettano già verso una vita adulta, e lui a volte si comporta, dice cose come se fosse un adulto, e poi figura cardine di questo libro appunto il nonno, perché rimette tutto a posto quando gli dice: tu non devi correre con gambe più lunghe di quelle di un bambino di 10 anni, devi correre con le tue gambe di bambino. Quindi diciamo lo riporta a una dimensione dell'infanzia che secondo me è molto importante, perché è un bambino davvero che ha impulsi troppo da essere umano adulto. Sì. Deve fare più il bambino, però ha delle cose dentro che lo spingono a ricercare, a interrogarsi, a rapportarsi con il mondo, che sono proprie di una figura adulta. Spesso, quasi sempre, sono più grandi di lui. Questo gli deriva anche da un carico di responsabilità che lui si sente addosso, parzialmente gli è stato dato anche dai genitori, ma parzialmente è lui che l'ha interiorizzato così, perché è il fratello maggiore, e già soltanto il fatto di essere fratello maggiore lo carica, si autocarica lui da questa cosa di un volume di responsabilità che sono evidentemente dalle prime pagine più grandi di lui. Sì, quindi è sicuramente questo, assolutamente sì. E la corsa, a parte la corsa verso il rimettere a posto il tempo, ci sono anche delle piccole corse. Prima abbiamo parlato, grazie alla sollecitazione di Fabiola, della bullizzazione che Lorenzo fa nei confronti di questa sua compagna di classe che tutti chiamano Laschi, perché si chiama Giulia è stato storpiato in Giuliaschi e poi Giuliaschi è stato diminuito in Laschi e quindi lei è diventata Laschi. Nella realtà non si chiamava così, ma è stato fatto esattamente la stessa cosa, sempre un po' alla russo-polacco, no? Come però prima di questo Lorenzo, che ancora non ha scavato per capire che anche lui qualche lato oscuro ce l'ha, come questo,
c'è tutta la parte in cui viene ricordato il fatto che lui viene bullizzato da un ragazzo più grande di lui nel campetto dell'oratorio dove è solito giocare. Questa cosa qua, con i suoi coetanei che non muovono un dito per difenderlo, lui arriva a fare una cosa un po', diciamo, che non vorrebbe mai fare e che sa che gli porterà in futuro una sorta di marchio, di vergogna, di infamia. Cioè scappa dall'oratorio, corre, il ragazzo corre fino a casa e anche se non lo vorrebbe mai fare, chiede al padre di venirgli a dare una mano, perché non sostiene il peso di questa offesa che gli è stata fatta, anche con piccola violenza fisica. Mi pare che ci sia uno schiaffo di mezzo, insomma nella realtà ci fu uno schiaffo, adesso non mi ricordo nel libro. E questa cosa qui, questa corsa verso la gonnella, anche se poi in realtà chiama il padre, non la madre, con il padre che è molto, molto poco propenso ad andare a difenderlo, proprio per non fargli fare la figuraccia. È una corsa all'indietro quasi, se vogliamo, perché lui torna a casa, lui che deve crescere, che vuole compiere 10 anni e godersi questo scarto di crescita in avanti, torna indietro e fa il bambino più piccolo. Sì, che si comporta da bambino alla fine, quindi è l'atto più fanciullesco che compie Lorenzo in questo libro. Sì, è meno male, direi, perché questa propensione a crescere, a diventare adulto, forse gli crea un po' troppe pressioni. Io volevo chiedere a Daniele, c'è un punto, questo bambino deve, diciamo, compiere delle prove, diciamo, non diciamo altro. In una di queste prove lui è combattuto tra la razionalità e l'istinto. E uno dice, ma come, un bambino? Tra razionalità e istinto? Ebbene sì, in realtà io la sto facendo più difficile di quello che è. Poi lui nell'avventura, diciamo che è una cosa pratica, deve mettere in pratica una cosa. Però io chiedo a Daniele, razionalità e istinto, anche nell'autore c'è questa guerra, c'è una difficoltà a lasciarsi andare all'istinto e ad essere sempre incardinato nella razionalità, nell'essere riflessivo, nel pensare le cose 1, 2, 3 volte prima di agire? Allora io potrei dire di no, però sarei smentito istantaneamente. Io direi di sì. Almeno 4-5 persone che ho visto e che ci sono, prima Ale, ma ce ne sono altri che potrebbero farmi fare figuracce, quindi sì, per forza. Sono costretto a dire di sì, sono costretto a dire che questo comportamento mi ha anche fatto perdere un sacco di tempo nella mia vita. Te ne ha fatto anche guadagnare tanto altro, sai, non per forza solo perdere. No, in molti casi ne ho perso, però poi sono quelle cose che poi ti recuperi dopo, sono investimenti a lungo termine. Vabbè, l'importante è che sia un investimento. Prima penso di chiudere, insomma, lasciare spazio per qualcuno che vuole fare, insomma, se qualcuno vuole fare qualche domanda. Io volevo evidenziare che in questo romanzo c'è anche un elemento che è quello della magia, che è quello che poi comunque ha fatto anche propendere per individuare il romanzo come un romanzo per ragazzi. Un elemento forte, neanche a dirlo, anche in questa direzione introdotto dal meraviglioso nonno Raffaele. Parlaci di questa magia. Allora, nonno Raffaele è quello che tecnicamente, per chi studia scrittura, anche a livello base, quando si fa una delle strutture narrative, diciamo, primitive, nel senso che sono state utilizzate da sempre, da chi ha raccontato, dai nostri avi, dai greci, dai romani, anche prima dei greci, comunque da chi ha inventato la narrazione, si chiama Viaggio dell'eroe. Il Viaggio dell'eroe prevede una serie di tappe attraverso le quali un protagonista di una storia deve passare. Cioè, se voi prendete Rocky di Stallone, che l'ha scritto proprio Stallone, che piaccia o non piaccia, è una sceneggiatura perfetta. E cercate la teoria di Vogler del Viaggio dell'eroe, scoprirete che Rocky è paro il Viaggio dell'eroe, è uguale, è proprio la stessa cosa trasferita negli anni 80
fine anni 70, se non sbaglio, il primo Rocky mi sa che è del 77, ambientata nell'ambito della box a Filadelfia. Però se questa cosa noi la prendiamo e la portiamo nel 1980 a San Gavino, Monreale, con quello che vi stiamo raccontando, più o meno, con qualche piccola variazione, anche questo è il viaggio dell'eroe. Nel viaggio dell'eroe c'è un personaggio quasi sempre, anzi sempre, che tecnicamente viene individuato con la parola mentore, che è colui che senza svelare e senza aiutare materialmente il personaggio, il protagonista, a risolvere i suoi problemi, lo mette in condizione di fare una riflessione su se stesso per risolvere qualcosa, o comunque gli dà qualcosa che gli serve per. Ecco, Nonno Raffaele ha questa funzione. Nonno Raffaele è il mentore di Lorenzo in questa storia. E attraverso un oggetto gli permette di fare un viaggio attraverso il quale lui dovrà superare alcune prove, che sono quelle che diceva Fabiola, senza muoversi da casa. Però è un viaggio davvero in un altro mondo, ecco. Questo è. Quindi la magia a che cosa serve? Che cos'è la magia di questa cosa? Cioè, l'oggetto che Nonno Raffaele dà a Lorenzo è una chiave, e Lorenzo non deve fare altro che mettersela qua, dove c'ha una sorta di, non è così nel libro, quindi non vi sto svelando, dove c'è una sorta di buco della chiave, di serratura, girare, aprire ed entrare dentro se stesso. Questo è fondamentalmente la magia di questo libro. La chiave del cuore di Lorenzo. Cuore e non solo, non come diceva solo. Fabio, istinto, razionalità, Certo. tutto il grumo di roba che sta crescendo troppo per il suo piccolo corpo di decenne. Tra l'altro mi permetto di leggere 2 righe, non sono una bravissima lettrice ma ci provo, in cui tu parli proprio nel Lorenzo che parla proprio della magia, del desiderio di magia, e dice: dentro di sé desiderava che almeno per una volta, prima di diventare grande, la famosa soglia dei 10 anni, gli succedesse qualcosa di straordinario, qualcosa che non accade mai nella realtà, magari qualcosa di magico, ma senza esagerare. Ecco, e qua torna la razionalità che ti contraddistingue. Io voglio veramente chiudere, a meno che Fabiola non voglia dire qualcos'altro, con una provocazione. Cosa dobbiamo aspettarci? A cosa stai lavorando? Se vuoi svelarlo, Io comunque mi offro per la prima lettura, sappilo. Allora, alla prima lettura, quando aprirà il PDF che ti ho mandato l'altro giorno, lo potrei fare. L'ho già stampato, è pronto sulla scrivania. Quindi allora ci aspetta, non so, perché poi queste cose non dipendono solo da chi scrive, dipendono anche da chi pubblica, quindi da editori, da tutto quello che c'è intorno alla scrittura. Diciamo che se le cose vanno come dovrebbero andare, anche se tra Covid qua ci mancano cavallette, ne abbiamo avuto quest'anno, forse qui no, ma in Sardegna sì, quindi in altre parti della Sardegna sì, comunque non ci stiamo facendo mancare quasi niente, quindi comunque stiamo cauti. Ci sarà un libro per bambini in uscita, speriamo entro l'estate prossima, non so quando sarà. Ci sarà un libro che non è per bambini e di cui Alessandra possiede il PDF. Prima stesura. Ho capito che stai aspettando che lo legga. E poi vediamo perché sto cercando da anni, come vedete questo libro è scritto nel 2013, è uscito nel 2019, quindi i tempi sono questi molto spesso. Sto cercando da 5 anni di piazzare, adesso le chiamano graphic novel, sono quei, diciamo, romanzi a fumetti, no? Storie a fumetti possibilmente per un pubblico maturo, non perché ci siano cose scabrose dentro, ma perché trattano di argomenti non troppo così intellegibili per un pubblico troppo piccolo, che
stiamo cercando, ecco, di piazzare insieme a un mio collega disegnatore a un editore serio che ce la possa pubblicare. Tra l'altro io devo ringraziare la libraia o il libraio, non so, comunque la libreria che qui ha anche il banchetto, perché oltre al libro di cui abbiamo parlato stasera c'è anche un mio vecchio fumetto che ho presentato anche in biblioteca a Serramanna, che è La principessa che amava i film horror e altre storie di principesse, che è un libro che editore a parte in quel caso, perché purtroppo con l'editore non c'è stato un grande feeling, e mi ha dato veramente tante belle soddisfazioni. Io non so se Fabiola vuole aggiungere qualcosa, io ringrazierei tutti, ma soprattutto Daniele e Fabiola, insomma, a molti altri viaggi e serate come questa. Grazie, insieme, sono io che se la vita non ci rimbecillisce troppo. Ringrazio voi, ringrazio tutto il pubblico, di nuovo Guido, l'amministrazione comunale, tutte le associazioni e i soggetti che hanno organizzato Strangius, e Pepe Manias che è il direttore artistico, con cui anche con lui c'è un bel trascorso di tante cose fatte insieme. Grazie a tutti, io spero di avervi incuriosito con queste piccole chicche che vi abbiamo raccontato. Il libro naturalmente ce l'abbiamo in biblioteca e ce l'hanno anche in libreria qui a Serramanna. Prima di lasciarvi però vorrei essere sicura che nessuno avesse delle domande per Daniele. Quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda, questo è il momento giusto. Dove? Ah no? No. Ok. Va bene, comunque Daniele orbiterà nei dintorni ancora per un po', quindi se volete anche informalmente chiedergli qualcosa, lui è ancora qui per un po' di tempo. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Grazie mille. Questo lo prendo come ricordo. Vi chiedo soltanto un altro attimino di pazienza, rimanete seduti per cortesia. Chiamo a me, nella zona del palco, i ragazzi dell'Associazione Tradizioni Popolari Serramanna. Consegneranno un piccolo ricordino ai nostri graditi ospiti, quindi Daniele, Fabiola e Alessandra. Grazie mille a tutte e tre, siamo partiti benissimo. Adesso faremo qualche minuto di pausa, vi consiglio di andare a gustarvi la mostra organizzata dall'Associazione Tradizioni Popolari. Colgo l'occasione per ringraziare veramente con tutto il cuore signora Martina che ci ha ospitato quest'oggi. Grazie signora Martina. Ci vediamo tra qualche minuto. Ovviamente per una questione di sanificazione vi chiederei di alzarvi dalle sedie perché adesso dobbiamo procedere appunto con l'igienizzazione di tutti gli spazi. Grazie. No. Mi raccomando, avvicinatevi con ordine, rispettando le distanze, insomma non vi devo spiegare niente, ormai conosciamo tutte le regole, quindi osserviamole. Grazie.